Si rammaricano per essere stati presi di mira, scrivono su Facebook i titolari della storica discoteca di Jesolo, il Muretto, finita nell'occhio del ciclone per un video circolato domenica sul web in cui migliaia di giovani erano ammassati a ballare in pista senza mascherine. Puntano il dito su situazioni molto più a rischio di quelle, su una cattiva gestione da parte dei rappresentanti delle istituzioni. Regole non uguali per tutti, sostengono Tito e Marco, che nell'attesa che si plachi la bufera hanno affidato il congedo momentaneo ai social, chiudendo il locale per mercoledì e sabato e annullando di conseguenza gli eventi in programma. Un post che suona come uno sbotto in cui ringraziano il sindaco Zoggia, l'unico ad aver messo in luce la situazione borderline in cui gli operatori di locali simili si trovano a dover operare, difficoltà condivisa dal sindacato gestori locali da ballo. In certi momenti poi l'assembramento nei locali diventa un po' difficile perché noi siamo consci che queste regole per quanto riguarda il Covid siano abbastanza difficili da attuare. Tolleranza zero arriva invece dal prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, che impugna la linea dura dopo aver convocato un tavolo operativo per poter accertare di quali presunte infrazioni alle norme anti-Covid siano stati responsabili i titolari del Muretto, a partire dalla quantità di giovani presenti, nonostante sostengano da giorni di essere rientrati nelle 2790 presenze autorizzate all'aperto. Situazione al vaglio che ha fatto anche arrabbiare gli altri gestori di locali da ballo. Gli associati sono arrabbiati nel senso che dicono che non deve essere colpevolizzata un'intera categoria, ma solamente eventualmente chi ha sbagliato. Dovranno essere accertate le responsabilità. La normativa parla di poter ballare solo ed esclusivamente all'esterno. Il ballo è permesso all'esterno a 1 metro di distanza con le mascherine. Questo è quello che dice la norma. Se qualcuno avesse tenuto degli atteggiamenti diversi da questo, è giusto che ne prenda e ne paghi le conseguenze. La preoccupazione dei gestori è che il comparto del divertimento iesolano si spopoli della gente e della notte in un periodo in cui già si parla di un 50% in meno di entrate rispetto allo scorso anno.